Assieme a quello di Enego, lo sportello di cittadinanza attiva di Rossano Veneto è l'unico del territorio a garantire servizi rivolti alla popolazione che non ha dimestichezza con la tecnologia. Offre la possibilità alle persone che non hanno dimestichezza con la tecnologia di scaricare i referti medici piuttosto che prenotare le visite invece che doversi recare al CUP a Bassano o comunque insomma di telefonare per chi magari non ha dimestichezza col telefono e si sente in imbarazzo se qualcuno ha paura che gli chiedano qualcosa di strano, quindi la possibilità di prenotare tutte quelle cose lì, scaricare i referti e prenotare tutta una serie di visite mediche e di servizi legati alla salute. Con altri 16 comuni, Rossano Veneto porta avanti anche il progetto Pallades, che propone laboratori e corsi per la digitalizzazione. 2 volte a settimana, il lunedì e il venerdì, i cittadini possono andare e ci sarà un esperto, un volontario che si mette a disposizione per aiutare, per fare delle pratiche con l'INPS piuttosto che il pago PA, lo SPID, le app IO, insomma, tutte quelle nuove tecnologie con le quali dovremmo e dobbiamo sempre più avere a che fare e che faranno sempre più parte della nostra vita.